Euroregione.news. Eureka, Fiera della Cultura e Creatività, occuperà gli spazi della Fiera di Pordenone il 5 e 6 novembre. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Udine il vicepresidente della Giunta regionale e assessore regionale alla cultura e sport Mario Anzil, insieme a Barbara Pellizzari, vicepresidente di Pordenone Fiere, ed Elena Mengotti della Direzione Cultura e Sport della regione. Un appuntamento in evidenza per la regione Friuli Venezia Giulia, che lo promuove e che ritorna grazie ai risultati dell'edizione 2024, che collezionò 103 stand di imprese culturali e creative e ben 352 incontri B2B, oltre a convegni e workshop che hanno messo in relazione coppie di potenziali business partner. La Fiera 2024 è stata preceduta nel 2023 da un convegno e 400 incontri di accompagnamento. L'obiettivo rimane quello di costruire un ecosistema dove sia più bello vivere attraverso la cultura, testimoniando anche che il Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni italiane per spesa culturale delle famiglie. La nostra è una cultura di frontiera e polifonica, basata su operatori economici, aziende, artisti, associazioni e artigiani che collaborano insieme per una rinascita culturale condivisa, ha detto Anzil. Eureka rappresenta un passaggio di concretezza per far capire che con la cultura si può lavorare e generare sviluppo, ha aggiunto Anzil, e ogni investimento pubblico in cultura genera un indotto che si moltiplica nel tempo. Ma perché la cultura, le faccio questa domanda diretta, ha bisogno di andare in fiera? La fiera è un'occasione per promuovere, per fare conoscere una realtà che comunque è in crescita, è un'ottima occasione per promuovere il sistema della cultura della regione Friuli Venezia Giulia, che è un sistema virtuoso per l'eccellenza degli operatori culturali, per la straordinaria bellezza della regione stessa, anche per gli investimenti, e siamo la prima regione in Italia a tal riguardo della cultura, della regione nel campo della cultura, ma tutto questo ha bisogno di una regia e di una promozione, e la Fiera Eureka, Fiera della Cultura e della Creatività, è un ottimo strumento per promuovere questo sistema eccellente della cultura del Friuli Venezia Giulia. Non solo, è un ottimo strumento per promuovere quelle imprese culturali e creative che operano nel campo della cultura. La formula di Eureka verrà potenziata pur nella replica con spazi espositivi per le imprese culturali, un convegno sul rapporto cultura-impresa, arene di incontro e workshop e incontri B2B, il tutto preceduto da un roadshow di incontri sul territorio nazionale e oltre confine. Anche nella cultura, come anche in altri settori, il ruolo fieristico rimane snodo di grande utilità, che ha precisato il vicepresidente della Fiera di Pordenone Barbara Pellizzari, portando i saluti del presidente Renato Poiatti. Questo è vero, la Fiera ha preso anche questo compito di creare queste relazioni che si vengono a creare tra gli operatori che offrono e mettono in mostra, ma non solo visivamente, ma anche fanno vedere la propria creatività e quello che sanno fare alle persone che verranno a visitare la Fiera. Una parte di questa fiera molto importante è quella relazionale. È fondamentale, diciamo, il ruolo della fiera è proprio così, è duplice, quello di essere una vetrina di promozione di una realtà, ma anche nel contempo di consentire relazione, perché insomma dalla relazione nasce la forza, e quindi la nostra regione ha necessità da una parte che i propri operatori culturali condividano la visione strategica per il futuro, la cultura di frontiera che rispetta le diverse sensibilità di ciascuno, perché è polifonica e pluralista, ma li unisce tutti in un'unica visione, quella appunto della cultura di frontiera.